Ci troviamo nella sagrestia della Compagnia del Preziosissimo Sangue, dietro la cappella dell'Immacolata Concezione nella Basilica di Sant'Andrea di Mantova. La Compagnia del Preziosissimo Sangue ha organizzato, per mezzo del confratello Gianni Bellesia, questa mostra molto interessante, piccola però piena di significato, che riguarda i segni della Passione di Cristo, le cosiddette Arma Christi. Quindi invitiamo tutti i mantovani e non a visitare in questi giorni questa mostra, dove troverete queste bottiglie della pazienza che contengono inseriti appunto i segni della passione. È un'occasione veramente interessante, ghiotta, per poter così condividere la spiritualità della Settimana Santa con questi oggetti piccoli però carichi di significato. Noi ci siamo impegnati a esporre la mia collezione proprio per portare una testimonianza di una devozione popolare che praticamente in Italia è quasi completamente sconosciuta, che ha avuto sviluppo soprattutto nel Settecento, nell'Ottocento, fino agli inizi del Novecento, fino agli anni 60 del secolo scorso, dove praticamente cristiani anonimi, credenti, hanno inserito dentro a queste bottiglie tutti quelli che sono gli strumenti dell'Arma Christi. L'Arma Christi proprio è un termine latino che indicano proprio gli strumenti, quindi l'arma di Cristo attraverso la quale Gesù Cristo ha salvato il mondo, quindi la redenzione e quindi per la vita eterna. Quindi questi strumenti della passione, quindi il martello, i dadi, la storia di Cristo e tanti altri, sono stati ricostruiti da queste persone dentro queste bottiglie. Queste bottiglie si chiamano anche le bottiglie della pazienza, perché venivano fatte proprio con tanta pazienza. Non è che le bottiglie venivano tagliate e poi inserito il diorama e poi richiuso. No, queste erano tutte fatte una per una ed era proprio un atto di preghiera, quasi un atto di supplica. Ma c'è anche dentro una bottiglia che era, io la chiamo la bottiglia del consolatorio del marinaio, dove dentro mettevano i capelli della madre, un santino, una preghiera, nella bottiglia chiusa, perché ovviamente il vetro proteggeva quello che era ovviamente il suo contenuto, e quella cosa più importante era proprio che questa bottiglia veniva utilizzata proprio come momento di consolazione. Ma ogni bottiglia ha una sua caratteristica, una sua realizzazione diversa dall'altra. Poi la mostra finisce con l'ultima parte, dove ci sono delle mie bottiglie che ho fatto ovviamente in modo molto più semplice, con molta meno pazienza, nel senso che qui ho fatto tagliare le bottiglie e le ho ricostruite proprio cercando di recuperare il rapporto della nostra Compagnia del Preziosissimo Sangue con proprio i sacri vasi. Quindi sono delle bottiglie dove c'è dentro immagini di sacri vasi lavorati a laser, poi ci sono le altre bottiglie dove ci sono dentro delle immagini sempre lavorate a laser di Sant'Andrea, e poi ancora altre bottiglie con altre immagini, una in particolare che fa riferimento al gemellaggio con White Garden. Sono delle bottiglie che ho fatto durante il periodo del lockdown, quando, preso come tutti penso, un po' dal panico, dalla paura, mi sono permesso di fare un mio personalissimo atto di preghiera costruendo queste bottiglie, chiaramente con una tecnica diversa, però che hanno un suo valore dal mio punto di vista personale. La mostra rimane aperta tutti i giorni fino a Pasquetta, pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, tranne il venerdì santo, che il pomeriggio ci sarà l'apertura dei sacri vasi, per cui la mostra sarà aperta al mattino.